Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito. A me è stato assegnato all'interno di questa giornata di lavori il compito di illustrare quella che è la disponibilità della risorsa. Non affronterò tutti i temi, perché è già stato detto nella parte introduttiva. Quando parliamo di biomasse legnose possiamo parlare di biomasse vergini, abbiamo biomasse residuo, vedremo brevemente come si suddividono. Io oggi parlerò fondamentalmente delle biomasse vergini e quindi dei due grandi contenitori che abbiamo e che possiamo gestire e sui quali possiamo anche agire in termini poi di disponibilità. Quindi andremo piuttosto in dettaglio. Chiedo a chi coordina la giornata. A me è stato affidato un tempo di circa un'ora, quindi se mi viene confermato questo tempo lo uso, altrimenti lo riduco. Quindi attivo anche un mio cronometro. Ecco. Quindi andrei subito a condividere il mio schermo con voi. Vediamo se funzionerà anche questo. Allora, vediamo dov'è. Eccolo qui, verso questo. Bene. Ecco. Chiedo ancora conferma. Vedete bene il mio schermo? Benissimo, si vede bene. Tutti vedono bene. Ottimo. Allora, qui vedete la parola, il potenziale della biomassa. Nel titolo è stato scritto boschiva, poi vedremo che estendiamo la nostra attenzione a qualcosa che sta al di fuori del puro contesto forestale. Io oggi analizzerò, come dicevo prima, i due grandi contenitori primari. Il primo lo farò anche in forza di una recente pubblicazione che abbiamo curato come Veneto Agricoltura e che approfitto in questo momento per donare all'Ordine di Venezia. È il primo rapporto sullo stato delle foreste del Veneto, da cui sono tratti alcuni dei numeri che poi vedrete. È uno sforzo che finora non era stato fatto per dare un quadro complessivo globale a quella che è lo stato delle foreste viste a tutto tondo, non viste solo come giacimento di risorse legnose, ma viste a 360 gradi. Ecco, nella seconda parte invece andremo a vedere soprattutto quello che è un mondo del legno che forse un po' vi sorprenderà, è quello che tecnicamente chiamiamo il fuori foresta. È l'insieme degli alberi che noi coltiviamo, come quelli dei boschi, non per scopi ornamentali, come può essere il verde urbano, ma sempre per scopi produttivi, ma in contesti non forestali. Ecco, poi lo dettaglierò un po' meglio, perché è un contesto che ha dei grandissimi potenziali, soprattutto alla luce dei temi che sono anche stati evocati da chi ha fatto l'introduzione, cioè tutto quello che ci accingiamo a fare per adattarci al cambiamento climatico, mitigare l'impatto del cambiamento climatico. Ecco, vedremo che c'è tantissimo da fare anche al di fuori dei contesti forestali. Quindi la prima introduzione ci fa dire che noi possiamo trovare fonti di legno che possiamo usare. Scusatemi, non era stata prevista e non ho silenziato il mio aggeggio, adesso l'ho fatto. Scusatemi, eccomi qua. E stavo dicendo, ci sono contesti, un attimo solo che rimetto il mio cronometro, se no dopo mi perdo. Ci sono contesti che ci attendiamo, come quello dei boschi, la prima immagine che vedete in questa serie di questo patchwork di immagini, quello che siamo tutti abituati a vedere, una normalissima utilizzazione forestale. Se mi trovo in un bosco ceduo, cioè un bosco dove rinnovo gli alberi attraverso il taglio, praticamente è l'unica destinazione, l'uso energetico. Se sono in una fustaia, un bosco ad alto fusto, dove la rinnovazione avviene da seme, invece c'è anche la produzione di legno a fini energetici, ma ovviamente lì l'obiettivo è prima di tutto quello di ritrarre legno che poi verrà usato a fini industriali, per produrre mobili, per produrre case, tetti, travi, oggetti di ogni genere. Ecco. Ma come dicevo nell'introduzione, c'è anche quel vastissimo mondo che io sono un forestale, non l'ho detto subito. Noi forestali, quando parliamo di foreste,
parliamo di una categoria di uso del suolo che è separato dalla categoria dei terreni agricoli e dalla categoria delle aree che noi usiamo a fini insediativi, le aree industriali, le aree residenziali, le aree commerciali, eccetera. In tutti questi contesti abbiamo degli alberi, ecco, tutti gli alberi che crescono nei contesti fondamentalmente agricoli vengono chiamati fuoriforesta. Nella seconda immagine, per esempio, vedete dei pioppi recentemente abbattuti. Questa tecnicamente si chiama arboricoltura da legno, è una delle tantissime forme di coltivazione di alberi in un contesto che non è forestale. Difatti un pioppeto da nessun punto di vista è una foresta, anzi da un punto di vista proprio della classificazione è più vicino a un campo di mais e di frumento che non ad una foresta. È reversibile, non genera vincoli di natura forestale, eccetera, eccetera. Altri importanti quantitativi di biomasse legnose possono derivare dalle potature. Qui vediamo per esempio l'atto di tagliare un talcio di vite, ma tutto ciò che noi potiamo, quindi tutte le colture legnose arboree producono quantità di legno e curiosamente per esempio un vigneto specializzato produce alcune tonnellate per ettaro e per anno di legno. Abbiamo tanti vigneti che come output netto danno più legno di tanti nostri boschi che restano lì non utilizzati perché sono scomodi, perché la proprietà è frammentata, non si sa neanche più chi dovrebbe tagliare, eccetera, eccetera. Ecco, poi sicuramente in tono minore abbiamo i residui delle potature, delle manutenzioni in genere del verde urbano e qui gli auspici, sappiamo, parliamo di piani a scala europea, a scala nazionale, eccetera, tutti prevedono un grande incremento del verde urbano. La strategia forestale nazionale dell'Italia in fase di adozione prevede uno sforzo veramente imponente e tutti sappiamo quanto il verde urbano ci aiuti a creare delle città più resilienti dal punto di vista anche del cambiamento climatico. Ecco, infine, per concludere, ci sono altre due grandi macro categorie. Una è quella dei residui delle prime e delle seconde lavorazioni industriali. Abbiamo qui, per esempio, un accumulo di sottoprodotti, una grande segheria dove tutto ciò che non va direttamente alla trasformazione industriale, non diventa tavola e poi trave lamellare e poi pannello, eccetera, eccetera, viene semplicemente macinato, cippato e potrà avere destinazioni di uso diretto all'interno della segheria per processi termici oppure essere trasformato, per esempio, nel pellet che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere, visto che siamo, come penso poi ci ricorderà Walter Francescato, siamo uno dei massimi mercati al mondo per quanto riguarda l'uso domestico del pellet. Ecco, questo deriva fondamentalmente da lavorazioni industriali, le cosiddette prime e seconde lavorazioni dei nostri boschi. E infine, una società come la nostra, che è in grado di raccogliere in modo differenziato tante matrici, abbiamo anche una matrice legnosa, tant'è che nelle piattaforme di raccolta differenziata dei rifiuti c'è un'area residui in legno che poi anche questa viene destinata o all'uso energetico o anche all'uso industriale nel caso si vogliano fare dei pannelli. Ecco, una cosa generale che va detta è che l'uso energetico da tutte queste origini, qualsivoglia origine sia, a valle c'è sempre una competizione tra due mondi che potrebbero usare i sottoprodotti o i prodotti minori. C'è l'uso industriale che va verso soprattutto la produzione di pannelli o di materiali comunque ricomposti e c'è l'uso energetico. Ma questo è un tema importante del quale magari poi non so se troveremo il modo di dibattere, ma che genera dei conflitti molto forti, per esempio a livello europeo. Tutta la politica europea per incentivare le fonti rinnovabili ha trovato uno scontro durissimo per quanto riguarda l'uso energetico di ciò che non è nobile nel legno rispetto all'uso invece della produzione di pannelli e di altre cose. Ecco, questo solo per darvi un quadro. Oggi io nel tempo che ho a disposizione tratterò solo delle prime due categorie, quindi io tratterò di quello che e lo tratterò poi a una scala regionale, quindi non guarderò la macro scala europea o nazionale, ma vedremo noi qui nel Veneto cosa abbiamo e soprattutto cosa potremmo avere se certe politiche dispiegheranno completamente le loro ali in applicazione di indirizzi appunto europei o nazionali che stanno diventando sempre più sfidanti. Ecco. Allora, brevemente cerchiamo di entrare nella foresta. Mi scuso con voi se le prime 3-4 slide sono le slide di un forestale che parla degli ingegneri.
perché di solito i forestali parlano tra di loro, come spesso fanno gli ingegneri che parlano tra di loro, e quindi io ho cercato di mettere... Ma ci sono anche ingegneri che gli piace andare, fare trekking, andare in giro per le foreste. Immagino di sì, anzi so che gli ingegneri spesso sono delle persone molto sportive che amano molto l'outdoor in tutte le sue forme, ma senza che nessuno se ne abbia a male, io volevo ripassare brevemente con voi 2 o 3 concetti di base, proprio perché sono quegli concetti che poi portano purtroppo alle persone che abbracciano gli alberi in foresta e che quando sentono quello che per noi forestali è il canto della motosega, questi pensano che si stia perpetrando un qualche forma di delitto contro l'ambiente e contro la società. Ecco, io, tra le altre cose che faccio a Veneto Agricoltura, gestisco le foreste demaniali. 2 domeniche fa in Cansiglio c'è stata una folta manifestazione di varie frange ambientaliste della nostra regione che accusava noi, regione, gestori delle foreste demaniali, di perpetrare da anni il delitto di abbattere i faggi nella foresta del Cansiglio. Noi purtroppo dobbiamo ricordare che lo facciamo da 500 anni, da quando Venezia l'ha trasformato nel suo gran bosco d'Aremme per armare le sue galere, e andiamo a vedere la foresta, oggi è più bella e florida che mai, dopo che da 500 anni in Cansiglio tagliamo faggi, insomma. Però il percepito, soprattutto oggi attraverso questi giocattoli che purtroppo sono quello che un tempo era il pulpito della chiesa o del minareto o la scuola per tanti aspetti, oggi quello che è scritto qui è la verità. E dietro a queste verità ci sono delle fedi, come tutte le verità a valle hanno delle fedi, e hanno poi delle persone che pensano che effettivamente quelli che stanno tagliando i boschi siano dei criminali che vanno fermati quanto prima. Allora, è giusto che ricordiamo 2 o 3 passaggi. Certo, la nostra società, non dico l'umanità, perché l'umanità purtroppo sta gestendo in modo non sostenibile ancora molte foreste, ma sicuramente noi nella vecchia e saggia Europa e nella vecchissima e saggissima Italia è da secoli e secoli che siamo passati da una raccolta non sostenibile delle risorse forestali all'applicazione della scienza e poi della tecnica che noi chiamiamo selvicoltura, cioè la coltivazione dei boschi, così come c'è l'agricoltura, la coltivazione dell'ager, del campo, così c'è la selvicoltura. E l'ultima evoluzione del pensiero forestale, selvicolturale, è quello del concetto di gestione forestale sostenibile, cioè una gestione forestale che sostanzialmente ci permette di dire che quello che io faccio oggi lo potrò fare domani, fra 100 e fra 1000 anni, senza depauperare il capitale fruttante. Ecco, quindi è la gestione da buon padre di famiglia che dovrebbe caratterizzare un po' tutte le attività che noi facciamo. Ecco, allora va detto che, e questo forse è un orgoglio, vedevo anche il vostro simbolo con il leone di San Marco, ecco, quello stesso leone che ha messo il suo zampone sopra le foreste dei suoi domini di terra, è l'entità che nella storia dell'umanità ha inventato la selvicoltura. Cioè, se noi andiamo a vedere i documenti, cioè ciò che abbiamo lasciato di scritto, non troviamo nessun altro territorio, nessun'altra popolazione che come noi veneti per prima si sia posto il tema proprio della gestione sostenibile. Foreste come il Cansiglio, come il Montello, come Somadida, come Montona, che era terra di dominio veneziano nel cuore dell'Istria, sono le foreste di cui abbiamo i più antichi documenti al mondo di gestione lungimirante e sostenibile della foresta. Ecco quindi che questi concetti, soprattutto espressi qui nella nostra regione, ci dovrebbero lasciare molto molto tranquilli. Da noi questa transizione è già avvenuta. Altro concetto di base è quello che quando guardiamo ad una foresta gli aspetti produttivi sono uno degli aspetti, ce lo insegnano il primo giorno, si può dire che ci sediamo in un corso di laurea in scienze forestali, che c'è una funzione primaria della foresta, ma poi c'è una funzione protettiva, una funzione ricreativa, una paesaggistica, una naturalistica, eccetera, eccetera. Chiaro che però purtroppo una funzione è quella che fino ad oggi ha messo qualche soldo in tasca al proprietario boschivo, ed è quella della vendita del legname. Tutte le altre sono belle da ricordare, però ancora oggi siamo molto lontani da far sì che l'erogazione degli altri servizi generino una qualche forma di utilità per colui che è il proprietario e quindi poi il gestore e l'utilizzatore della foresta. E quello che curiosamente vi voglio fare notare così all'inizio è che
le funzioni percepite come prevalenti sono cambiate molto rapidamente negli ultimi 100 anni. Noi siamo partiti all'inizio del secolo scorso guardando i boschi come una miniera di legname. La miniera è un posto dove vai, estrai un minerale, una cava dove tiri fuori la ghiaia e non ti preoccupi che poi, tolto quel minerale o scavata quella ghiaia, non ci sia più né il filone né il deposito di materiale ghiaioso. E la foresta, quindi, nella visione non sostenibile, veniva vista con la stessa logica. Raccolgo il legno e chi se ne frega. È quello che purtroppo stiamo ancora facendo oggi in vaste aree delle foreste del nostro pianeta, dove sicuramente quello che vediamo considera il bosco una miniera da usare una tantum e dopo il degrado non importa dove ci porterà. Ricordiamo che la foresta nel nostro paese spesso è stato un ammortizzatore sociale. Dopo le 2 grandi guerre del secolo scorso, centinaia e centinaia di milioni di persone senza lavoro venivano indirizzate ai lavori forestali proprio per creare rapidamente dei lavori che altri settori non erano in grado di offrire. Importantissimo, a partire dal 1923, con la legge Serpieri, è il concetto di funzione protettiva, quindi il vincolo idrogeologico che oggi sostanzialmente vige su gran parte dei territori montani, coperti o non coperti da boschi del nostro paese. Ed è solo nel dopoguerra che invece cominciamo a percepire quello che lei ingegnere diceva, cioè i boschi ci piacciono anche come luogo ameno dove andare a divertirci e quindi lo spazio per le attività turistico-ricreative che le foreste ci danno, e ancora più recente è la percezione che le foreste sono uno scrigno di biodiversità, cioè quando entro dentro una foresta entro in uno degli ecosistemi più vari e più diversificati, quindi dove flora e fauna vengono abbondantemente tutelati. Ecco. Ultimo, in ordine di tempo, io quando mi sono seduto sui banchi del corso di laurea a Padova, nessuno mi ha parlato di carbon sink, di deposito di carbonio, di mitigazione climatica attraverso le foreste, e come vedete tutte queste cose in rapidissima successione sono avvenute sostanzialmente in poco più della vita di un uomo, in poco più di 100 anni. Il bravo forestale è colui, e il bravo pianificatore, il bravo gestore, è colui che non ne dimentica nessuna di queste funzioni e quindi riesce a gestire le foreste in modo sostanzialmente multifunzionale. Ecco. Quindi proprio da questo equilibrio tra le diverse funzioni deriva quello che per noi oggi sono i principi di gestione, dove la funzione produttiva, tra cui quella a fini energetici, resta sicuramente importante, ma dove però quelli che oggi chiamiamo in termini generali i servizi ecosistemici hanno altrettanto valore. Ecco. Queste erano le 4 cose introduttive che volevo dire per cominciare a ragionare con voi, perché non comincio da brutto forestale con la motosega che comincia a tagliare tutto con un grosso cippatore che dopo finirà nella centrale da 50 megawatt che andrete a visitare voi domani. Ecco, tenete presente che ogni volta che una camionata di cippato entra in quell'impianto, a monte ci sono anche foreste che sono gestite anche per le funzioni che avete visto prima. Ecco, un'altra cosa importante di cui ci dobbiamo rendere conto come veneti è che noi è come se ci trovassimo su una specie di spartiacque geografico, ma soprattutto economico, tra un'Europa centro-settentrionale che a sud finisce con la Svizzera, con l'Austria, sull'arco alpino, che vede le attività forestali come attività di grande rilievo economico e sociale, e un'Europa meridionale, di cui noi ovunque ci troviamo d'Italia siamo comunque parte, che invece vede nelle foreste sostanzialmente come un ambito di tipo paesaggistico. Siamo l'unico paese in Europa che tutela con una norma di tipo paesaggistico tutti i boschi, cosa considerata assolutamente bizzarra da un finlandese, da uno svedese, ma anche semplicemente da un bavarese o da un austriaco. Vede le foreste con un grandissimo valore appunto scenografico, paesaggistico, ma anche ricreativo, protettivo, eccetera, però purtroppo lascia all'ultimo posto la funzione produttiva. E questo spartiacque ideale è rappresentato proprio dall'immagine che state vedendo. Questo è il confine Italia-Austria. Io mi diverto sempre a fare questa domanda: se questo è il crinale, da che parte è l'Austria e da che parte è l'Italia? Ecco, è abbastanza evidente che l'Austria è a sinistra perché il versante è attraversato da un razionale sistema di strade forestali, fatte molto bene, fra l'altro, costruite dagli ingegneri forestali austriaci in modo impeccabile. Dimenticavo di dire che
noi in tutta Europa ci chiamiamo ingegneri forestali, anche se non facciamo ingegneria, quindi in qualche modo siamo considerati come voi coloro che sono capaci di fare cose, trasformare quello che gli sta intorno, costruire, eccetera, eccetera. Ecco, tra le altre cose che fanno gli ingegneri forestali costruiscono strade, oltre che a sistemare torrenti, eccetera, eccetera. Mentre se guardate dall'altra parte, nel lato italiano, non c'è un metro di viabilità forestale, il che vuol dire che lo stesso metro cubo di legname, più o meno con la stessa pendenza, a sinistra avrà un costo di estrazione, a destra ne avrà uno enormemente più alto e di fatto resterà probabilmente, non verrà utilizzato. Ecco. Quindi questo dobbiamo renderci conto che noi sostanzialmente veniamo da un territorio dove la funzione produttiva e quindi anche la valorizzazione energetica purtroppo non è di grandissimo rilievo. Ecco, io adesso vi presento velocemente, perché poi il mio tempo vola con grandissima rapidità, vi presento una serie di dati numerici, d'altra parte siete ingegneri, voi volete numeri perché sennò le considerate chiacchiere, e sono tutti numeri che sono estratti da quel rapporto che oggi vi ho portato. L'abbiamo presentato ufficialmente il 19 di luglio in Corte Benedettina a Legnaro, ve lo ricordo. Fra l'altro chi ci sta seguendo basta solo che acceda al sito di Veneto Agricoltura e il rapporto, come tutte le nostre pubblicazioni, è scaricabile integralmente. Ecco. Quindi vi invito a farlo se avete un minimo di curiosità per il mondo forestale. Allora, numeri. Primo numero è la superficie. Allora, siamo un paese ricco di boschi o povero come Italia? Siamo abituati a pensare di essere un paese povero di boschi. Sbagliatissimo, siamo uno dei paesi più forestali d'Europa, siamo il quinto paese per superficie forestale dell'Europa a 27 e se va avanti così, tra non molti anni il 40% della superficie dell'Italia sarà coperta da boschi. L'ultimo inventario forestale nazionale ci dice che ancora adesso la foresta italiana, nonostante vai agli incendi, il bostrico, tutto quello che i media amplificano, la foresta italiana in silenzio cresce di 50.000 ettari all'anno e lo sta facendo da oltre 100 anni, tant'è che solo dal dopoguerra ad oggi la superficie forestale dell'Italia è raddoppiata. Ecco, questi è il classico detto: fa molto più rumore un albero che cade di 100 alberi che crescono. I boschi che stanno crescendo dappertutto dove l'agricoltura si è ritirata in montagna non fanno notizia. Arriva Vaia che te ne butta giù 40.000 ettari in un colpo o ne bruciano 20.000 in un colpo solo in Sardegna, fa notizia ed è giusto che faccia notizia. Però ecco, ricordiamoci che il trend è quello che vedete qui sotto, continuiamo a crescere. Se però andiamo a scala regionale, Veneto, non siamo una regione ricca di boschi, abbiamo circa il 23%, ma questo è abbastanza logico. Il Veneto è una grande pianura con un po' di montagne attaccate in cima, insomma, sì, abbiamo le Dolomiti, abbiamo i nostri altopiani, eccetera, eccetera, però non siamo la Toscana, non siamo la Sardegna, che hanno oltre 1 milione di ettari di superficie classificata come boschiva. Dopodiché i boschi della Sardegna non sono come quelli dell'altopiano di Asiago o del Comelico, insomma, però dal punto di vista delle categorie di uso del suolo sempre boschi sono. Ecco. Di cosa è fatto questo bosco? Fondamentalmente, quindi, poco più di 400.000 ettari di bosco nella nostra regione, per il 45% sono boschi cedui, quelli che appunto tagliamo fondamentalmente per fare legna da ardere o biomassa legnosa, se adesso la vogliamo chiamare così, e il 55% sono fustaie, cioè boschi ad alto fusto, da cui possiamo ritrarre anche legno a fini energetici, ma il cui obiettivo numero uno invece è quello di ritrarre legname a fine industriale, cioè i migliori alberi di questi boschi dovrebbero andare alle segherie per essere poi trasformate in tavole e altri prodotti che le segherie ci possono dare. Ecco, vediamo bene qui dove si trovano i boschi nella nostra regione, ma penso qui di dire delle assolute ovvietà, perché tutti i veneti sanno dove sono i boschi. Di chi sono i boschi? Questa è un'altra cosa molto importante e vedremo poi che effetti collaterali ha quello della proprietà. Ecco, qui il senso comune ci dice che i boschi sono pubblici, sono dei comuni, saranno della regione. Ecco, è sbagliatissimo perché il 71% dei boschi nella nostra regione sono privati e qui vedete le diverse categorie di proprietà sia pubblica, comunale, regionale, statale o del clero, che privata. Le comunioni, le regole famose del nostro Cadore, Comelico, eccetera, che sono queste proprietà collettive indivise e indivisibili di medievale origine,
e soprattutto vedete l'enorme quantità di foresta privata. Ecco, la cosa interessante è che la continua crescita del bosco sta avvenendo tutta su terreni privati, perché sono tutti terreni ex agricoli, di collina e di montagna, che abbandonati dall'agricoltura, che non è più competitiva, vengono invasi dal bosco, perché questa è la parola giusta. Non è che noi li abbiamo piantati o che li stiamo pilotando. Il bosco avanza con le sue tipiche fasi e se li prende un po' alla volta. Quindi una foresta nel Veneto come nel resto d'Italia in crescita, soprattutto sui terreni privati, quindi con questa quota 1/3, 2/3 che si sta spostando sempre di più verso la parte privata. Per quanto riguarda la composizione, anche qui chi è abituato ad andare in montagna si domandi sono più conifere o latifoglie? E uno che così un po' butta là il numero dice sono più conifere perché è abituato a vedere l'altopiano di Asiago, le vallate dolomitiche, eccetera. Ecco, invece sono già marcatamente più diffusi i boschi di latifoglie, 250 e rotti mila ettari su 412.000, con un trend in crescita. Mentre per tanti motivi i boschi di conifera hanno un trend in calo. Non a caso Vaia sostanzialmente ha tirato giù solo che boschi di conifere, perché spesso sono boschi di rimboschimento fatti con modalità e soprattutto gestiti con modalità, perché non è tanto l'errore di come sono stati piantati quella volta, ma è stato purtroppo quello che non abbiamo fatto poi per coltivarli che li rende particolarmente fragili e quindi particolarmente attaccabili dal vento, dagli insetti, dall'incendio. Cioè sono boschi che poi il cambiamento climatico che sta alzando le fasce climatiche sta proprio relegando progressivamente le conifere ad aree sempre più ristrette nel territorio della nostra regione. Per quanto riguarda la gestione, che sono altri aspetti molto molto importanti, noi applichiamo quella che viene chiamata tecnicamente una selvicoltura su base naturalistica. Qui il grande padre della selvicoltura della nostra regione è Lucio Susmel, fondatore del corso di laurea in scienze forestali all'Università di Padova, oggi ad Agripolis, e la selvicoltura su base naturalistica sostanzialmente è una selvicoltura che manipola la natura ma non si sostituisce alla natura. Non è come la selvicoltura che troviamo tradizionalmente nel centro-nord Europa, dove proprio si prende il bosco naturale, lo si taglia completamente e lo sostituiamo con un bosco artificiale, che di fatto sono quasi delle piantagioni più che delle foreste. Ecco. E quello che vi dicevo anche prima, questo modo di gestire il bosco per noi è molto tradizionale. Abbiamo foreste di cui conosciamo la gestione da almeno mezzo millennio e questo lo sottolineerò sempre tantissimo perché ci rende veramente unici. Non siamo unici solo perché abbiamo Venezia, le ville venete, eccetera. Ecco, noi forestali, quando ci troviamo a parlare con tedeschi, francesi, che loro dicono sono nous la forêt. Oui, c'est vous la forêt, mais en Italie, on a commencé beaucoup de temps avant. E allora questa foresta gestita con questi principi poi non è strano se ci ritroviamo che sopra di essa si sovrappone una larga parte della rete Natura 2000, quindi abbiamo moltissime aree che oggi fanno parte di questa rete di aree il cui fine principale è quello della conservazione della biodiversità e un'altra cosa importante da ricordare è che una parte rilevante della nostra foresta è poi gestita in modo pianificato. Ecco, questo dovrebbe essere la norma per tutti i boschi, non lo è, purtroppo non lo è quasi mai per i boschi privati. Per la parte pubblica, quindi i boschi pubblici dei comuni, dello Stato, della regione, eccetera, eccetera, sono per ampia parte coperti da piani di riassetto, di riordino, eccetera, eccetera. Ecco, e poi un fatto significativo degli ultimi anni si è espansa parecchio nella nostra regione la certificazione di gestione forestale sostenibile. Cioè non basta dire io faccio gestione forestale sostenibile, come tutte le cose lo devi certificare. Ci sono due grandi schemi, PFC ed FSC, e messi assieme oggi boschi certificati con i due schemi ammontano a circa 70.000 ettari nella nostra regione, che è assolutamente un buon risultato. Ecco, per quanto riguarda, cominciamo ad andare a vedere adesso
quello che forse uno si aspetta di più, cioè le masse. Ecco, qui vi devo deludere perché purtroppo non abbiamo dati aggregati sufficienti per tutti i nostri boschi. Abbiamo molti dati per i boschi che sono assestati, quelli dove ci sono i piani di gestione, ma i piani di gestione coprono solo una piccola frazione della foresta regionale. Quindi per quanto riguarda lo stock complessivo di legname forestale, vi posso dare solo che una stima, che diciamo che è sicuramente superiore ad 80 milioni di metri cubi il patrimonio forestale della nostra regione. Vi dico solo che nelle foreste, nelle fustaie, quindi i boschi di alto fusto pianificate, che quindi sono una frazione della frazione, abbiamo circa 27 milioni di metri cubi di legname, e che solo in queste foreste l'incremento corrente, cioè sarebbe un po' il tasso di interesse che il capitale matura, è di quasi 500.000 di metri cubi. Cioè vuol dire che solo quella piccola frazione di cui abbiamo numeri, che sono i boschi, le fustaie, boschi d'alto fusto pianificate, sappiamo che questi si accrescono di circa 500.000 di metri cubi all'anno. Cioè vuol dire che se noi non facessimo niente, alla fine dell'anno ci troviamo 500.000 di metri cubi in più. Voi magari spesso ragionate con le tonnellate invece che con i metri cubi, ecco, tenete conto che a farla grossa, insomma, una tonnellata sono un po' più di 1,5 metri di legname, insomma, perché dipende tutto dal peso specifico dei diversi legni, ma insomma un legno di conifera 450-500 kg per metro cubo, poi se andiamo sulle latifoglie raggiungiamo tranquillamente anche i 700-800 kg per metro cubo. Ecco. Quindi fate conto che sarebbe come dire che grosso modo solo quella frazione di foresta che abbiamo visto prima si accresce di un qualcosa che è vicino a 1 milione di tonnellate all'anno. Quindi se noi andassimo in quei boschi e in quell'anno raccogliessimo quel legname non intaccheremo il capitale. Questa è la strategia che per esempio gli austriaci fanno. Gli austriaci tagliano nelle loro foreste quasi tutto utilizzato, quasi tutto pianificato, tagliano il 90-95% dell'incremento. Noi italiani invece siamo attorno al 30%. Veniamo da una tradizione di risparmio perché i nostri boschi erano molto poveri e quindi la nostra legislazione e la politica poi che viene applicata in base alla legislazione, in particolare quella della nostra regione, la nostra regione ancora oggi prescrive nei piani che si lasci in bosco gran parte dell'incremento. Ecco, ancora io conosco piani economici dell'altopiano di Asiago dove la regione ha approvato il piano con un tetto di non prelevare più del 20% dell'incremento. Allora, se tu fai così vuol dire che vuoi che il tuo bosco ancora cresca di massa, siccome però questa è una curva logistica, a un certo punto raggiungi un tetto e dovrai tagliare. Ecco, se non tagli, ci pensa qualcun altro. Allora, siccome noi forestali usiamo come simbolo dell'utilizzazione il martello forestale, che è quell'attrezzetto con cui segniamo, apponiamo un sigillo sull'albero autorizzandone l'abbattimento, e l'operazione si chiama tecnicamente la martellata, cioè entro un bosco e segno le piante da tagliare, il nostro professore di assestamento forestale ci diceva: ricordatevi che se non martellate voi, arriverà la martellata di Dio. Nel senso che il bosco non puoi lasciarlo lì, non cresce all'infinito. E alla fine se non lo tiri giù tu, lo tira giù qualcun altro. Sarà il fuoco, sarà l'insetto, sarà il vento. E allora noi forestali abbiamo detto, ecco, è arrivata Vaia, è arrivata la martellata di Dio. Ecco, quindi questo però, scusatemi, è successo qualcosa al mio schermo. Cosa è successo? Finché... allora, proviamo a rifare, sì. Andiamo qui. Sembra sparita la mia presentazione. Scusate, no, ma provo ad andare a vedere dove è finita e forse... No, qui c'è proprio un problema, è diventato bianco lo schermo. Non so se qualcuno... eccolo qua. Alla. Lo state anche vedendo? Sì, no, vedo. Ah, ecco. Cos'è la provvigione delle fustaie pianificate? Mi lasci prima che vediamo di risistemare l'aggeggio, perché mi pare che non lo state vedendo, vero? Io però non vedo niente. No, ma voi lo vedete, però fatemi fare, torno a vedere se posso condividere. Sì, adesso sto condividendo. Eccolo. Adesso lo vedete? No. Eccolo. È arrivato, vero? Ok. Allora, la provvigione è la massa presente.
e le fustaie pianificate, per quello prima ho introdotto qualche concetto perché sennò non ci capiamo. Allora, la provvigione è la massa, cioè quanti metri cubi o tonnellate di legno ci sono per ettaro. Tenete conto che la provvigione media dei boschi della nostra regione sono circa 200 metri cubi per ettaro, tra quelli che hanno poco e quelli che hanno tanto. Delle fustaie, cioè dei boschi d'alto fusto, pianificate, quelle che hanno un piano di gestione. Abbiamo detto che le fustaie sono una parte della foresta e quelle pianificate sono una parte delle fustaie. Ecco. Questo era solo per darvi un minimo di assaggio, però il concetto che vi volevo far passare è quello scritto nell'ultima frase. Cioè noi attualmente nel Veneto, nei nostri boschi, utilizziamo circa il 30% dell'incremento. Potremmo arrivare a utilizzare il 100% dell'incremento senza intaccare il capitale. Detto in altre parole, tagliassimo 3 volte quello che stiamo tagliando oggi nel Veneto, sarebbe solo che buona selvicoltura, non cattiva selvicoltura. Ecco, e vi stavo dicendo che veniamo da una tradizione che è basata sulla legge e poi che è basata sulla prassi, che è la politica che attua la nostra regione, che è di risparmio, perché veniamo da un capitale povero. Quindi da 300.000 tonnellate che abbiamo adesso, circa 300.000 tonnellate, no? No, non ho parlato dei numeri, ho parlato di incrementi. Questo è come funziona il bosco. Sì, un 30% è circa quello. Ecco. Poi parlare di numeri, di prelievi è sempre difficilissimo, anche perché negli ultimi anni siamo abituati, se io prendessi i dati degli ultimi 3 anni, avrei dei dati totalmente falsati. Cioè, l'arrivo di Vaia ha bloccato tutte le utilizzazioni ordinarie, abbiamo fatto solo che utilizzazioni straordinarie e quindi quella milionata circa di metri cubi di legname, invece che raccoglierli regolarmente in tutta la foresta veneta, li abbiamo ramazzati via dalle foreste che dovevamo sgomberare, erano tagli di sgombero praticamente. Però era per avere quest'ordine di grandezza. Poi quando un progettista pianifica un impianto si deve domandare da dove viene il legno, no? Ecco. Ok. E da ultimo piccolo set di dati, le ditte che operano in bosco per raccogliere il legname. E qui Vaia ci ha mostrato quanto eravamo impreparati. Vaia qualcuno l'ha definita uno stress test, come quelli che abbiamo applicato alle banche per vedere se erano solidi. E qui succede, c'è qualche cosa che ogni tanto va e viene, non so cosa succede. Ecco, e noi sostanzialmente eravamo abituati a piccoli tagli, quindi piccole ditte, abbiamo circa 300 piccole ditte boschive tradizionali. Quanti addetti? 2, padre e figlio, 2 fratelli, un cugino, un operaio. Questo però io non so che cosa farci perché io non sto toccando niente, quindi non so se qualcuno magari della regia tecnica vuole provare a intervenire. Cercherò di muovere meno le mani che purtroppo, guardate, proprio non sto facendo niente, quindi questo penso sia instabilità un po' della linea. Sta cominciando sembra che stia tirando gli ultimi, come si dice. Niente. Ecco. Forse questo? Cavo? Ma sarebbe strano perché questo... Ah, il cavo di trasmissione forse. Ho questi cavi qui. Ecco. Cosa sta succedendo? È il mio cellulare che fa interferenza? No. La manina santa. Grazie. Ha cominciato a farlo all'improvviso. Adesso sto un po' più lontano, però tutte queste cose le sta facendo lui. Io non sto facendo nulla. Va bene. Allora, finiamo un po' questo set di numeri. Ecco, quello però che vi volevo sottolineare è che tenete conto quando pianificate qualcosa che ci sono delle grandissime strozzature e adesso cominciamo a vederle. Quindi c'è un grande bosco che sta crescendo, che sta bene, però è un bosco di un territorio che non mette le attività forestali al centro ed è un bosco quindi che ha varie strozzature.
Queste strozzature sono uscite recentemente al tavolo di filiera che abbiamo organizzato quest'estate come Veneto Agricoltura. Qui vengono mostrate solo alcune delle criticità principali. Nel Veneto non abbiamo grandi segherie che permettono di lavorare sul posto il nostro legname, non abbiamo sostanzialmente reti di teleriscaldamento, contrariamente al Trentino, l'Alto Adige, la Valtellina in Lombardia. Nel Veneto, salvo Asiago, che è l'unico caso di quella di Asiago, e ci fermiamo. Beh, quella di Asiago sta diventando una signora rete perché adesso stanno estendendo a 500 utenze dopo aver riscaldato l'ospedale e poche utenze intorno. Ecco. Cioè, il fatto di non avere queste infrastrutture, le grandi segherie, di non avere le grandi rete, non genera una domanda aggregata, abbiamo piccole ditte boschive, la proprietà è super frazionata, super frammentata, quindi nel momento anche tu dicessi mi servono 300.000 metri cubi all'anno perché sto pianificando delle cose, vai a cercare chi? Il pezzo di bosco dove sono 30 proprietari, di cui 10 tra Australia, Argentina, Canada, Francia, e il resto chi sono? Quindi, ecco, solo questo richiederebbe una chiacchierata di ore per affrontare le criticità, diciamo. Però, ecco, tenete conto che queste criticità ci sono e queste criticità sono emerse tutte con l'arrivo di Vaia. Questo evento per noi straordinario, per tutti noi, ma per noi forestali mai vista una cosa di questo genere. Ecco, questo, i danni li conosciamo un po' tutti, oltre 40.000 ettari, di cui 12-18 a seconda delle fonti, una decina di milioni di metri cubi di legname a terra. Ecco. Adesso questo sta creando un grande dibattito nel mondo forestale regionale e noi forestali vorremmo vedere un piano di rilancio del settore forestale regionale che purtroppo però vi devo dire che non stiamo per nulla vedendo, insomma. Quindi c'è anche una certa disillusione nel mondo forestale regionale della quale poi, se vorrete, come colleghi di un'altra professione, potremo anche dialogare tra di noi. Ecco. E a questo punto però la domanda è, ma allora qual è il potenziale produttivo della nostra foresta? Ecco, io vi dico, l'unico dato che abbiamo trovato per il nostro rapporto, per quanto riguarda legname, è quello che ci viene dal taglio dei cedui, 60-70 mila tonnellate autorizzate nel 2020, ma vi ho già brevemente detto con il mio dialogo che in realtà il potenziale è enormemente più grande. Quindi poter dire che dalla foresta veneta possono uscire abbastanza tranquillamente 500.000, 700.000, 1 milione di tonnellate, non ci sarebbe niente di strano, insomma, ecco. Quindi, però non mi piace dialogare in questo modo perché so che lavoro con persone per le quali i numeri sono una fonte fondamentale. Vi segnalo semplicemente che questi numeri non ci sono, ecco. Quindi è uno dei tanti punti deboli, cioè abbiamo una statistica nel settore forestale molto scadente. Cioè, paradossalmente sappiamo molto meglio quanto legno c'è da raccolta differenziata nel sistema di raccolta dei rifiuti o dagli impianti industriali, ovviamente, che non sapere quanto legno viene fuori o potrebbe venire fuori dai nostri boschi. Ecco. Un tentativo di organizzare una filiera a scala locale, che è quello che ci piacerebbe fare, adesso come Veneto Agricoltura stiamo cercando di farlo intorno alle nostre grandi foreste demaniali, è cercare di vedere qual è il potenziale di un territorio. Qui abbiamo esaminato le alte valli dell'Illasi e del Chiampo, attorno alla nostra foresta di Giazza, in 4 comuni, e abbiamo potuto dimostrare che, per esempio, questo territorio è in grado di supportare completamente una transizione basata sul legno delle utenze pubbliche delle utenze pubbliche di questi comuni. Quindi tutto quello che è il riscaldamento di edifici pubblici, scuole, municipi, palestre, eccetera, eccetera, potrebbe essere comodamente ricavato dalle risorse forestali. Ve l'ho citato perché è uno dei pochi casi di analisi a scala locale del rapporto tra offerta di biomassa legnosa e domanda potenziale di biomassa legnosa. Adesso velocemente, perché mi sono già mangiato 40 dei minuti che avevo a disposizione, entro in un mondo che da solo richiederebbe ore e ore e ore. Però adesso ve lo faccio con una rapida carrellata, dopo se avrete curiosità ci entriamo dentro. Vi ho già detto prima che cos'è il fuoriforesta. Quindi sono tutti gli alberi che voi vedete che crescono nei contesti agricoli. Quindi non sono gli alberi dei boschi e non sono gli alberi delle città, dell'urbano. Tutto quello che sta fuori si chiama fuoriforesta.
Nei territori di pianura noi praticamente non abbiamo foreste, i boschi planiziali della nostra regione sono praticamente insignificanti, qualche centinaio di ettari. Ecco, quindi adesso vediamo velocemente che cos'è. Allora, la definizione è che il fuoriforesta è l'insieme degli alberi e degli arbusti coltivati per finalità produttive, ecologiche, protettive, igieniche, estetiche, ricreative, in contesti di tipo non forestale, e qui, per essere ancora più precisi, avrei dovuto dire e non urbano. Ecco. Quindi, come vedete, è un po' come nel bosco, perché anche nel bosco coltivo per scopi produttivi, ecologici, protettivi, igienici, estetici. Quindi fuori foresta praticamente è un po' la stessa cosa. Però qui ho delle cose completamente diverse. Sono sempre fatte di alberi, ma svolgono funzioni completamente diverse. Ho le tradizionali siepi campestri, quelle che un tempo c'erano in tutte le aziende agricole, che di fatto erano il bosco lineare dove il contadino si andava a tagliare la legna per la cucina, per riscaldarsi, quel poco che ci si riscaldava, eccetera, eccetera. Quanto? Una stima che abbiamo fatto da aerofotogrammetrie prima che avvenisse la grande trasformazione post-bellica, 200-250 metri lineari per ettaro di campagna veneta. Milioni di ettari, grosso modo, della pianura, togliamo l'urbanizzato, 800.000 ettari, moltiplicate per 0,2 e vedete i chilometri, quindi erano decine e decine e decine di migliaia di chilometri. Di questa roba resta qualcosa? In parte sì, vedremo dopo cosa resta. La vogliamo sta roba qui? Sì, tantissimo. Tutta la politica agricola da ormai 20 anni incentiva il ritorno delle siepi per le funzioni che adesso andremo a vedere, eccetera, eccetera. Siepe è una struttura, io non sto parlando della funzione in questo momento. Noi possiamo avere siepi con funzioni tra di loro diversissime. Un'altra grande categoria invece sono gli arboreti da legno. Gli arboreti da legno sono delle colture agricole specializzate per la produzione di legname da lavoro. Il modello che tutti i veneti hanno in mente è il pioppeto. Il pioppeto però, oltre che farlo come vedete sotto, lo possiamo fare anche come vedete sopra. E allora in questo caso si chiama sistema agroforestale perché coltivo sulla stessa superficie un filare di pioppo intercalato alle colture agricole. Ecco, questo è un qualcosa di molto sfidante. Noi come agenzia Veneto Agricoltura stiamo lavorando molto su questo sistema per trovare l'ottima compatibilità tra coltivare l'albero e coltivare il campo. Il senso comune dice c'est un casin, cioè c'est un casin coltivare gli alberi, c'est un casin coltivare le colture agricole e si produce meno. La scienza dimostra che invece quanto di più razionale ci sia, e difatti è quello che facevano i nostri vecchi prima della politica agricola, prima della meccanizzazione, prima di tanti discorsi. Quindi in un certo senso è una specie di back to future, un ritorno al futuro di un qualcosa che stiamo riscoprendo e riammodernando in questi momenti. Grande tema qui, adesso so che entro a casa in terre un po' pericolose, parlando con gli ingegneri, la gestione dei fiumi. Ecco, i fiumi tendenzialmente sono coperti di alberi e la gestione idraulica sappiamo tutti che non può essere tiro via tutto, eccetera. Quindi devo trovare il giusto compromesso. Posso avere un'attenzione per alcune aree che hanno una funzione ricreativa, sempre di più i fiumi vengono visti come aree ricreative per la nostra comunità. Devo però gestire con grandissima attenzione gli ambiti che permettono all'acqua di fluire, quindi i pennelli principali dei nostri fiumi, in modo di non avere intralci, eccetera. Ma posso avere delle aree di golena dove, come si fa tipicamente nei grandi fiumi, pensate solo il Po, ambiti di golena dove posso fare piantagioni più o meno a ciclo breve. Quindi nel novero, diciamo, delle attività fuoriforestali, gli ambiti fluviali sono sicuramente un ambito di grande interesse, da cui può provenire anche quantitativi molto importanti di biomassa legnosa a fini energetici. C'è poi una cultura ancora più spinta dell'arboricoltura da legno che avete visto prima, ha avuto un momento di gloria circa 20 anni fa. Tecnicamente sono state chiamate short rotation forestry, sono delle colture dove piante come il pioppo, il salice vengono piantate fittissime, si arriva anche a 10.000 piante per ettaro, e poi vengono raccolte con macchine che potrebbero essere, difatti sono delle trince alla mais adattate, perché di fatto questo è come se fossero delle canne di legno che ogni 2, 3, 4, 5 anni vengono macinate
e destinate assolutamente a quella solita forchetta che va a quella Y, che può andare o verso i pannelli di particelle, quello che può interessare a gruppi tipo Frati, Fantoni, Saviola, eccetera, eccetera, o agli usi energetici, perché quello che viene fuori alla fine è un cippato di legno. Tutta questa roba qui, se voglio, lo trasformo anche in pellet. C'è il problema però poi che se sono rami molto sottili o tronchi molto giovani c'è molta corteccia e quindi molta cenere e quindi viene un pellet non di buona qualità, perché un pellet di buona qualità deve avere un tenore di ceneri molto molto basso, soprattutto quando lo usiamo poi per gli impianti domestici, le piccole stufe, caldaie, eccetera, eccetera. Ecco, un ambito che invece proprio qui nel Veneto ha preso origine negli ultimi 20 anni e sul quale noi come agenzia abbiamo avuto un ruolo estremamente importante, è stato quello delle fasce tampone, cioè di quegli filari che vengono piantati connessi ai corpi idrici minori, canali, corsi d'acqua di bonifica, rogge, eccetera, eccetera, perché questi buffer, infatti a livello internazionale vengono chiamate buffer strips, fasce tampone, hanno la capacità di pulire l'acqua che fluisce sotto di loro, togliendo sostanzialmente l'azoto in forma nitrica e quindi migliorando dal punto di vista qualitativo le nostre acque. Quindi come se costruissimo una specie di depuratore diffuso grande quanto il territorio che fa sì che l'interfaccia agricoltura-corpi idrici migliori. Ecco. Quindi tutto il mondo delle fasce tampone. Altro tema è quello delle aree filtro. È un po' lo stesso principio della fascia tampone, però in questo caso andiamo proprio ad occupare delle intere superfici. Qui siamo in particolare nell'azienda Diana, che è una delle nostre aziende agricole di pianura che gestiamo come Veneto Agricoltura. Questo è un sistema di oltre 30 ettari che con un punto di pompaggio, che è questo puntino che vedete qui, preleva acqua dal fiume Zero, la immette su un sistema di scoline che permette all'acqua di infiltrarsi, un altro sistema di scoline, vedete qui l'andamento, scoline disperdenti del punto di pompaggio, scoline drenanti, e l'acqua, dopo essere passata attraverso questa specie di fegato del sistema, torna al fiume, quindi non viene sottratta al fiume, torna al fiume migliorata dal punto di vista qualitativo. Ecco, questa è una sfida molto molto interessante che è stato dimostrato con i numeri della ricerca e della sperimentazione, funziona molto bene, e qui di nuovo queste aree fondamentalmente già hanno legno che può essere destinato a fini energetici, perché non andiamo a produrre legname di qualità in questo tipo di contesto. Altro gioco che ci siamo divertiti a fare negli ultimi anni, che conosce molto bene l'ingegner Saccardo, è quello della infiltrazione, invece, cioè usare delle superfici forestali non per depurare, ma per infiltrare, quindi si deriva l'acqua da un corpo idrico, la si mette anche in questo caso in un sistema di canalette disperdenti e l'acqua, se le condizioni del profilo del suolo sono favorevoli, per esempio in alta pianura su terreni ghiaiosi, permette di infiltrare grandi quantitativi di acqua derivate dai fiumi e accumulate con scopo di riserva nelle nostre falde. Il gioco che fanno gli alberi in questo caso è quello di migliorare la qualità dell'acqua nel mentre si sta infilando. Anche in questo caso la destinazione è fondamentalmente produzione di biomassa a fine energetico. Tema attualmente di grande voga nel Veneto, quello delle grandi casse di espansione. L'agricoltura lo affronta anche attraverso piccoli invasi. La logica è quella dell'animazione che vi faccio vedere adesso. Qui c'è un fiume alla vostra destra, un corso d'acqua. Questo fiume è in un momento critico, devo poter derivare dell'acqua, la posso mettere per esempio su dei piccoli appezzamenti diffusi sul territorio. Stiamo gestendo in questo momento un progetto LIFE che si chiama Beware per mostrare la funzionalità di questo sistema. È un sistema che non è alternativo alle grandi casse, è integrativo, soprattutto dove devo andare a difendere piccoli insediamenti che non possono essere difesi. La cassa di Caldogno difende Vicenza, ma non difende il paesino vicino. La zona industriale del paesino vicino va sotto, il quartiere va sotto. Ecco che allora un'interconnessione con i sistemi agricoli, il vantaggio di avere degli alberi sopra è che qui non ho perdita della coltivazione in caso di alluvionamento, quindi posso impostare un ragionamento anche più semplice con i proprietari, laddove si trovi il giusto equilibrio tra le attese del proprietario e le attese della comunità. Ecco. E altra esperienza interessante che abbiamo fatto sempre nelle nostre aziende agricole, questo è il passante di Mestre.
tutti avete sicuramente sentito parlare del passante verde, poi magari se facciamo il passante, del passante verde non è che vediamo tanti pezzi realizzati, ecco, sicuramente il pezzo, e qui mi dispiace che non so dove è finito l'ingegner Carraro che era qui con noi prima, è di là, ecco, fa il presidente, ma proprio con Mariano Carraro ce l'avevamo trovati a ragionare quando questa è la nostra azienda che è stata circa 1 chilometro, è stata attraversata dal passante, abbiamo approfittato per fare un'esperienza molto molto interessante anche interagendo con ARPAV che ha monitorato tutto il discorso particolato, polveri sottili eccetera eccetera, realizzando queste fasce di 40 metri a fianco del passante per mitigare l'impatto del passante sul sistema agrario e urbano vicino, che era l'obiettivo sostanzialmente del famoso passante verde. Sarebbe stato bello vederlo dappertutto. Nella nostra azienda lo si vede e anche qui, proprio quest'inverno, faremo un cantiere di utilizzazione a fini di produzione di biomassa di queste fasce. Ecco, mi avvio alla conclusione con una piccola simulazione che abbiamo fatto, incrociando dati di programmazione potenziali, vista la funzionalità di questi diversi sistemi. Ecco, qui vi mostro alcuni dati di produttività. Essendo terreni molto fertili di pianura, spesso questi hanno una produttività ad ettaro che è comparabile, nonostante non ci sia la copertura totale del suolo, la produttività di questi sistemi è comparabile a quella di una superficie forestale dove tutto il suolo è coperto da alberi. Come vedete si parla di produttività di 10-20 tonnellate di sostanza secca per ettaro per anno. Ecco. Se andiamo a fare una simulazione, questa passatemela per pura fantasia, ma molto realistica, cioè ciascuno di quei numeri lì è profondamente basato su scenari ragionevoli, diciamo che il fuori foresta nella nostra regione potrebbe ragionevolmente mettere a disposizione un suppletivo 500.000 di tonnellate di legno per ettaro per anno. Ecco, quindi qui vedete un pochino quello che è l'architettura di questo sistema. Cioè l'albero è funzionale quando fa parte di un bosco, bene, ma l'albero è altrettanto funzionale quando fa parte di un sistema fuori foresta, così come è funzionale quando fa parte di un sistema urbano. Cioè in tutti i contesti noi abbiamo bisogno di alberi. Da tutti i contesti noi possiamo derivare che una parte della biomassa che viene prodotta possa avere una valorizzazione energetica. Anzi, la valorizzazione energetica in un certo senso è un prerequisito per permettere la realizzazione di molti di questi sistemi, perché altrimenti non ci sarebbe una valorizzazione economica di quella biomassa. Cioè io potrei fare una fascia tampone benissimo, ma poi quando mi ritrovo del legno, non ho più la stufa, il caminetto, anzi forse è un po' complicato poi usarlo a piccola scala, eccetera, eccetera. Ecco, avessi lì vicino una centrale da 1, 2, 5, 10 mega termici che riscalda un complesso pubblico, un intero paese, eccetera, eccetera, quindi una logica di competizione / sostituzione del gas naturale. Allora, io non so se prima vedremo questo o prima vedremo arrivare l'idrogeno che arriverà da qualcosa d'altro, siete voi gli ingegneri e io ascolto voi per sapere quali sono le prospettive. Io so solo che tutta questa quantità veramente imponente di alberi di cui abbiamo bisogno per avere un territorio sano, che funziona bene, che è più resiliente rispetto al cambiamento climatico, ha nella valorizzazione energetica la sua naturale destinazione finale. A questo punto, come capite, è tutta una questione di organizzazione della filiera, di mettere in rapporto i vari pezzi e questo spesso è la sfida che non riusciamo a vincere. Ecco. Io penso di aver rispettato l'oretta che mi avete dato e quindi ringrazio chi mi ha seguito per l'attenzione e sono ovviamente a disposizione per i chiarimenti. Grazie, dottor. Ci sono 2 domande. Una è: in pianura si possono avere agevolazioni economiche per fare silvicoltura al posto del seminativo? Una domanda. Seconda domanda è: che tipo di alberi verrebbero consigliati per il pellet in pianura, tenendo conto delle lavorazioni del fondo, eccetera. Sì, allora le agevolazioni, la risposta è sì, soprattutto per coloro che sono conduttori di fondi agricoli, ci sono ormai da 30 anni, perché abbiamo cominciato nel 92 con i primi contributi per l'imboschimento di terreni agricoli con il regolamento 2080, quindi ormai sono 30 anni che
fondi comunitari attraverso i PSR e attraverso altri regolamenti vengono destinati poi agli agricoltori. Soprattutto per le forme lineari di cui abbiamo parlato, fasce tampone, siepi, filari, c'è una misura specifica adesso per il sostegno dell'agroforestazione e anche la pioppicoltura ha i suoi sistemi di incentivazione. Per quanto riguarda la produzione del pellet, lascio poi magari al collega Francescato, che ne è un grandissimo esperto, rispondere a questa domanda. Diciamo che l'importante, allora, più in generale, gli alberi a cui guardiamo nei territori del fuoriforesta sono alberi a rapido accrescimento e quindi tradizionalmente da noi il pioppo, con minore interesse ultimamente il platano e il salice bianco. C'è una nuova specie che si è affacciata, sulla quale purtroppo sono state fatte anche varie speculazioni non certo positive. È una specie esotica, si chiama Paulonia, specie a rapido accrescimento quanto il pioppo, molto adatta per i terreni di alta pianura. Ecco, quindi diciamo che in futuro le specie su cui giocheremo maggiormente, se vogliamo produrre rapidamente biomasse da destinare alle varie destinazioni, sono queste due, i pioppi ibridi e gli ibridi Paulonia. Questa è la risposta. Posso fare una domanda? Sì. Visto che abbiamo qualche minuto ancora prima del prossimo relatore. Intanto complimenti, perché veramente ho trovato una relazione davvero molto interessante che mi ha dato tutta una serie di numeri che non conoscevo, avevo delle percezioni ma non così ben esplicitate. E mi ha molto colpito questo fatto che in realtà viene sfruttato molto poco di quello che potrebbe essere sfruttabile. Sì. E quindi volevo chiedere, questo aspetto da che cosa deriva? Da una scarsa domanda che c'è effettivamente qui nel Veneto, oppure da altre condizioni che non conosco, insomma, che non so quali siano? Guarda, per risponderti rapidissimamente, da un lato deriva da condizioni che sono strutturali. La prima condizione strutturale è che i boschi sono fondamentalmente in montagna e raccogliere del legno dai boschi di montagna è complicato. Se tu non hai una infrastruttura fatta di soprattutto buona viabilità forestale, il legno resta lì. Quello che noi forestali chiamiamo macchiatico. Quindi sì, ma questo è strutturale, cioè i boschi, se tu guardi i boschi scandinavi, i boschi della Germania, insomma, le stesse montagne austriache sono più dolci delle nostre Dolomiti, eccetera, eccetera. Quindi quello è un fattore limitante. Quindi una parte, molti boschi da noi sono addirittura classificati come di protezione, non dovresti neanche tagliarli, proprio servono solo alla protezione dei versanti. L'altro fatto invece è di tipo organizzativo, cioè il fatto che le proprietà forestali non siano aggregate come, per esempio, abbiamo fatto nel settore agricolo. Noi siamo una superpotenza vitivinicola, nonostante la vigna veneta sia in mano a vignaioli che hanno 5-10 ettari, ma questo non ci ha impedito di diventare una superpotenza, perché abbiamo le nostre grandi cantine sociali, e lo stesso è successo con il latte, eccetera, eccetera. Quindi ci mancano aggregazioni come sono state le cooperative agricole. Si sta provando a venirne fuori con la nascita dei consorzi forestali. Ma anche questo è un aspetto organizzativo, aggregare la proprietà in modo da poter avere un dialogo più facile tra domanda e l'offerta. Ecco. E l'altro invece, poi è sempre di tipo organizzativo, è dovuto al fatto che non avendo noi dei forti centri di domanda, perché per creare un interesse alla raccolta devi avere qualcuno che te lo domanda il legno. Se non hai le segherie, se il tuo legno ti dicono che vale quasi niente perché tanto nessuno localmente te lo lavora e lo manderai, anche se è legno buono, abbiamo visto con Vaia dove è andato a finire il nostro legname. Se ti mancano, visto che stiamo parlando di energia, ma se ti mancano le reti di teleriscaldamento, che cosa te ne fai di tutto questo legno che puoi destinare solo che a quella destinazione? Cioè continui a stufe, caminetti, eccetera. Benissimo, però dall'altra parte dovresti avere una domanda aggregata. Difatti i modelli come quello della Valtellina, che io considero molto positivo, hanno aggregato le proprietà, hanno fatto crescere le imprese boschive a livello locale, che quindi oggi hanno il meglio della meccanizzazione per la raccolta,
hanno mantenuto vivo le segherie e hanno diffuso le reti di teleriscaldamento. Città come Sondalo, Tirano, Santa Caterina Valfurva sono tutte teleriscaldate. Allora è chiaro che il mio bosco può diventare a biomassa, tutte quante. Quindi vedi la filiera integrata. Nel Veneto oggi vediamo spezzoni. La cosa paradossale è che dall'altra parte, dal punto di vista industriale, siamo una regione super dinamica, tant'è che l'export di prodotti in legno di provenienza veneta è una delle voci più attive del nostro intercambio commerciale. Sì, siamo la regione della metalmeccanica, di tantissimi altri comparti, ma l'esportazione di manufatti in legno è un settore molto trainante. Da dove viene questo legno? Importazione. L'Italia oggi importa circa l'80% del legno, quindi il paradosso è avere una foresta che continua a crescere, che è anche di buona qualità, però non avere la connessione tra la domanda e l'offerta del legname. Quindi, come vedi, ci sono problemi sia di tipo strutturale che di tipo organizzativo. E qui purtroppo la regione potrebbe avere un grande ruolo se lo volesse esercitare, visto che siamo... Se mancano i progettisti che propongono l'utilizzo della risorsa, che secondo me è il primo anello della catena. Benissimo, benissimo. Questo ovviamente è una sottolineatura che lei giustamente fa. Bene. Grazie, dottor Ludovico. Prego.